Ne dici che è tornato papà, io vedi? No, è una febbre forte, non mi piace come respiri. Papà! Papà! Amadeo, figlio mio. Mi piace. Vieni a Papà! Oi, ma che sta papà? Vabbè. Mia bella, bravo. Papà, ma dimmi una cosa, tu a Rosy stato fino a mo'? A Rosso stato, la parola. Sediamoci. A Rosso stato, dai. Come ci dici? Si pare lo sonno, guardate qua. E figlio mio. E dunque, quando venne l'ordine di evacuazione per via la fascia costiera, ti ricordi, i 300 metri che si doveva sgombrare? Lasciati nei manifesti, in un'ora e mezza sgombrate, che tutti quanti correvano, lasciavano le case e se ne andavano in collina. Io mi trovavo a Parto Reclusorio, tornavo alla Fretta Maggiore. Era stato là a comprare 10 kg mele e 4 kg pane, ti ricordi che certo facciamo un poco di provvisto, non si sa cosa succede. 14 km con 14 kg in coppia di spalle, non ti dico una fatica. Basta, per me si è risparsa la voce che ci doveva essere il bombardamento dal mare. Scappate, bombardano la mare, sentite sulle corazzate americane. Al ricovero. O ricovero. Io pensavo a te, pensavo ai figli. Dicevo, bombardate come volete voi, a mare, a cielo, a terra, a sottoterra. Ma io arrivo a casa e mi mettete a correre. Sempre che 14 kg sopra le spalle e chi è la sala. Per me la via ma era l'inferno, si sparava da tutte le parti, ma era la pioggia, insomma la coppia di balcone, dai terrazzi, a sotto le fognature. Mi sa che la muina di sparatori, gente che correva, che scappava, insomma, morto in terra, ferito, non ti dico. Io avevo una spinta. E carettino, o pane e mele, sbattette con la capandella. Mi ricordo solamente questa mano piena di sangue. E a sentendo sempre sparare per dette senza. La trovo che le mele che si mangiare. Ma quando poi cominciai a capire, vero? Cominciava che mi tornava il sentimento, ma io mi sentivo stretto, mi sentivo soffocato e sentivo voce di gente che strillava, che piangeva, che gridava. Io mi volevo muovere ma non potevo. In gamba capiva che ce l'aveva, ma non me le sentiva e diceva: ma che è successo? Forse sto sotto alle macerie di un ricovero con altra gente addosso, sarà crollata tutta, insomma, capisci? Un rumore di treno che si avvicinava, lo sentiva lontano e poi più forte. E sto ricovero correvo. E allora io ho detto l'occhio per sentire meglio, dico, ma che ricovero? Questo deve essere treno. E io sentivo un rumore di ruote. Un po' che luce che traseva a scive, era treno, ma. Ma a un certo punto, sai, un silenzio, per quanto tempo e poi chi lo sa. Poi sempre più spazio che mi potevo muovere, sempre più aria che potevo respirare, più luce, gente che scendeva dal treno e appresso allora scese pure io. Dove stava, a quale paese, e chi lo sa. Ma mi dicarono una ferita in un'infermeria da campo. E dopo un paio di giorni poi un sergente tedesco voleva sapere a me che mestiere sapeva fare. Io non ti dico con una paura, pensai subito. Dico, qua mo se dico che faccio il tramviere, chissà, immediatamente dice, qua tram non ce ne sono, voi siete inutili, paraparapà. Sì, e quelli non ci pensano due volte. Dico, no, per carità, io a lavorare sono di buona volontà, io faccio il manuale, alzo le pietre. E non ci alzate pietre, ma sotto i bombardamenti, senza mangiare, senza bere, senza poi trattato come un animale. E che te ci dici? Così se ne passarono una ventina di giorni, poi me ne scappai. Sì, assieme a certi altri compagni napoletani ci mettetemo d'accordo, dice quando stanotte ma ci ammazzano, ci stanno i sentinelle, ma meglio la morte, ma quelli che ci sparano è meglio, non si poteva fare quella vita. E così, paese, che devo dire, o sopra uno staffone di treno, un coppa una carretta o a piedi, viaggi camminate a piedi qui, paese distrutto completamente, creature sbandate, fucilazione, e quanta morte. E loro e i nostri, e quando ne hai visto? I morti sono tutti uguali.
Ma io sono tornato cambiato, lo sai. Tu ti ricordi quando io tornai dall'altra guerra con un carattere nervoso che facevo questione con tutto quanto? Lo facevo passa? Ricordo, ero neurastenico. A stavolta no. Questa non è guerra, è un'altra cosa. Ecco, è una cosa che non potevamo capire noi. Ma i anni 56 anni, isolamento, mo mi sentommo veramente. A sta guerra a casa torna buono, che non si può fare male a nessuno. Non facciamo male, ma. Non facciamo male. Ma. E vabbè, Giannetti, no, basta. Me. Oh, oh, un'altra volta paese. Un'altra volta, io non mi ricordo. Sì, fece amicizia una. E assieme a questo dormiva dentro una stalla abbandonata. Io la mattina andavo a lavorare come potevo e dove potevo, e alla sera tornavo dentro a questa stalla, portavo pane e frutto solamente, quello che potevo trovare, mangiavamo insieme. Io vedevo che questo non usciva mai, stava sempre nascosto, la notte parlava in sogno. Lasciatemi, eccoli, mi ammazzano! Ma facevo facerti paura, ma non ti dico. Ma chi era ebreo? Oh, povero. Ebreo, povero cristiano, era ebreo. Mi confessai dopo una ventina di giorni che stavamo assieme. Sai, c'era a fratellare, dice mi trovo in queste condizioni. Oh, bello fu quando questo si era fissato che io l'avrei denunziato. Mannaggia, la mattina mi acchiappa, dice, tu mi denunzi? Ma io non ti denunzio, tu vai a prendere la mia pelle, la pelle. Ma qua pelle, dico, io voglio fare i fatti miei, voglio tornare a casa mia. Non mi denunziare, non mi sia esso vista, ma un uomo anziano che ha i capelli bianchi. Ma io ho fatto per i ritratti dei figli ammogliati, insomma, sai, tu vedevi inginocchiati che mano a mano a piangere, ma come una creatura. Ma queste sono barbarie, ma sono cattiverie che si pagano. Anche siamo umani, che cos'è? Poi un'altra volta paese, perché venivano i bombardamenti pure là, insomma, scappai, passai in linea senza nemmeno accorgersene. È bello che eravamo soldati per studiare in un'altra maniera. Io dicevo, sono americano, tu che dici? Sì, sono americano. Dico, ci abbracciamo, ci baciamo con questo, arrivederci, io ho detto pure l'indirizzo mio. Se eri capitato a Napoli mi potete venire a trovare, che è un galantuomo. E forse sta lettera che è arrivata è a Soli. Guarda, è arrivata 2 o 3 giorni fa, No, primo, è capace. Sì, 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 si è ricordato. Caro signor Gennaro, signor Gennaro, io mi chiamavo signor Gennaro, penso che finalmente è tornato fra i suoi, e voglio fargli giungere il mio saluto di grande compiacimento. Sua moglie e i suoi figli, qualunque sia stata la loro sorta, sono convinto che si saranno rese degne di lei e delle sue sofferenze. Noi parlavamo sempre di voi, parlava dei figli miei. Già. La gioia di averli ritrovati, come le auguro, la compenserà di tutte le sue ansie. Io bene in salute. Insomma, papà, te l'hai passata brutta. Non ne parlavamo, è che se niente, non ti ho raccontato quello che ho visto per i paesi dove sono stati io. Ciao. Vabbè, papà, ma mo stai con noi, non pensarci più. Non ci pensi più, e ci sono poi scordato. È una parola. Vabbè, papà, vabbè, che è venuto tutto cose. No, ti sbagli, Amedeo. La guerra non è finita.